Ne prendo atto, le leggi si rispettano, dopodiché devo anche sottolineare che comunque questo governo ha prorogato con una legge tutti i comuni che sono stati eletti nel 2020, non all'ottobre come accade per noi, novembre 2025, ma andranno a votare con una proroga di più di 6 mesi nella primavera, quindi sarà aprile-maggio del 2026. 24 ore dopo, lo Zaia post Consiglio di Stato è decisamente meno asettico rispetto al grazie della stringata nota successiva al parere che stronca ogni velleità di prorogare la Giunta al 2026. Rispettiamo la legge, dice il governatore, ma è chiaro che il colpo incassato fa male se lo stesso Zaia sembra voler accusare il governo di 2 pesi e 2 misure tra il via libera alla proroga del rinnovo delle amministrazioni comunali e il no alla regione. Di più. Io sono assolutamente preoccupato del fatto che mandando l'elezione alla regione da sola in autunno, che non è un periodo dove noi comunemente andiamo a votare, c'è un grande rischio di affluenza alle urne e quindi se ci fosse un calo di affluenza alle urne sarebbe questa la motivazione. E dall'altro dei costi, perché se avessimo messo assieme le elezioni comunali della primavera 2026 con le elezioni regionali che ci toccherà fare in autunno, avremmo sicuramente risparmiato un sacco di milioni di euro. E paradossalmente, ma ormai fino a un certo punto, la punzecchiatura a stretto giro non arriva soltanto dall'avversario naturale, il centrosinistra, che ha parlato della fine del surreale tentativo di giocare con la democrazia, ma anche dall'alleato sempre più scomodo, i meloniani. Il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, ribadisce: l'interpretazione che arriva dal Consiglio è chiara. Ci sono contesti nei quali la proroga è ammessa e altri, come le regioni, nelle quali non è ammessa. Tradotto, è assurdo paragonare i comuni che gestiscono un potere limitato alle regioni che hanno ben altro peso su tutti i fronti e per le quali la legge vuole evitare concentrazioni di potere per troppo tempo. Frizioni che non si esauriscono perché, ora che almeno una finestra temporale c'è, il nodo candidato diventa sempre più stringente. A Milano il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, azzarda: il Veneto io credo che debba rimanere alla Lega, credo che la cosa sia stata chiarita e credo che rimarrà alla Lega. Come se un accordo, insomma, fosse già in piedi. De Carlo replica: non capisco a che titolo parli Fontana, che non è né un dirigente apicale veneto né ha a che fare con i dirigenti provinciali del territorio. E chiudo con una battuta: verrebbe da dire che, come al solito, i conti della Lega si fanno a Milano. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per settimane di fuoco. Stanno litigando a schiaffoni tutti i giorni. Il Consiglio regionale è un osservatorio incredibile, numeri legali che vengono fatti mancare, commissioni che non si riescono a fare, assessori che non presidiano le sedute, cioè che la maggioranza sia non soltanto alla fine della legislatura ma anche alla fine di una stagione politica mi sembra molto evidente. Ma Camani sa bene che la quadra deve essere trovata anche nel centro-sinistra, perché i tentativi andati a vuoto su Antonella Viola e Achille Variati raccontano anche qui di un campanello d'allarme. Stiamo definendo, concludendo il programma elettorale, abbiamo consultato i nostri iscritti, simpatizzanti e elettori nella giornata delle primarie delle idee e dunque ci manca solo scegliere la candidata o il candidato e siamo prontissimi per la competizione elettorale.